Un doppio furto di trattori nella notte su cui indagano. I carabinieri ha colpito due aziende agricole di San Zenone degli Ezzellini, quella della famiglia di Diego Gusato e l'azienda di Mauro Rinaldo in via Mezzocell. I ladri, si presume una banda organizzata, hanno trafugato con il favore delle tenebre i due mezzi approfittando di un camion articolato per caricarli a bordo e scappare via. Rabbia e sconcerto per una delle vittime, Mauro Rinaldo, che quantifica in oltre 45.000 euro il danno subito e ci racconta come ha scoperto il furto. Io sono andato a prendere il trattore perché mi serviva, in un magazzino un po' in disparte rispetto alla stalla, perché il nostro primo lavoro è la stalla la mattina, e sono arrivato là e non l'ho trovato. Un mio amico mi ha fatto presente di un camion in zona industriale a Borso del Grappa, fermo da 4-5 giorni, giovedì, venerdì scorso, e si vedevano anche delle macchine che cioè della gente che andava sul camion, andava, veniva, e proprio questa mattina il camion non c'era più. Fra le piste che si stanno battendo c'è proprio questa, l'identificazione di un camion che sarebbe stato avvistato in piena notte anche da un vicino del signor Rinaldo. Abbiamo verificato anche con i carabinieri, strada un po' fangosa, e ci sono 3 metri di, di- 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 di ruote sull'asfalto e poi non si vede più niente. È facile che si sono fermati, hanno fatto tipo un pit stop, l'hanno caricato, sono andati giù, hanno caricato l'altro e poi prendi l'autostrada, e per quando noi ci siamo accorti era già al di là del confine. Un'altra ipotesi è quella che i trattori rubati possano essere usati da criminali organizzati per delle spaccate nel territorio. La sorte è 50 e 50. Se è come dicono i carabinieri per una spaccata, nel giro di qualche giorno succederà qualcosa e poi magari li ritroveremo.